Buongiorno. Innanzitutto voglio presentare il nostro ospite che ringraziamo per avere aderito al nostro invito, nonostante i numerosi impegni che sono legati anche alla partenza delle attività didattiche. Buongiorno. Professor Angelo Mastrillo, docente universitario presso l'Università di Bologna, ma non solo, esperto in professioni sanitarie, componente di numerosi organismi e tavoli tecnici che si occupano di programmazione dei posti nei corsi di laurea per le professioni sanitarie. Segretario della Conferenza dei corsi di laurea delle professioni sanitarie. Professor Mastrillo, da alcuni anni assistiamo ad una carenza di figure professionali sanitarie, in particolare medici, infermieri, ma anche logopedisti, che era diventata praticamente una carenza di tipo cronico. Improvvisamente la pandemia, l'emergenza sanitaria che ha causato, ha fatto emergere una situazione decisamente più preoccupante. È come se questa emergenza sanitaria avesse di colpo reso evidente quello che si conosceva già, ma che in qualche maniera si riusciva a tenere sotto controllo. Certo non è la prima volta che accade, almeno negli ultimi 20 anni ci ricordiamo dei momenti di forte crisi di figure sanitarie, ma come adesso ci pare di ricordare che non sia stato mai. In questi giorni sulla stampa nazionale sono usciti dei numeri che ci fanno veramente impressione. Qualcuno ha parlato di una carenza di infermieri sul territorio nazionale pari a 60.000 unità. Che siano 60 o 50, in ogni caso sono veramente numeri significativi. Ecco, professor Mastrillo, ci aiuti a capire qualche cosa di più. Come si è arrivati a questa situazione e come se ne esce? Prego. Bene, buongiorno. Anzitutto desidero ringraziare per l'invito a questo evento la dottoressa Patrizia Scalabrin, che saluto con molta cordialità. Colgo l'occasione per salutare anche gli altri relatori che mi accompagnano in questa sessione, quindi il professor Giorgio Mione dell'Università di Verona e la dottoressa Manuela Lanzarin, assessore alla sanità della Regione Veneto, regione peraltro con cui da anni ho rapporti di strettissima collaborazione fra le varie persone, il dottor Claudio Costa, la dottoressa Elisabetta Girace e da ultimo la dottoressa Maria Grazia Franco, proprio sulle tematiche dei fabbisogni formativi sia in ambito della Regione Veneto che soprattutto nei tavoli tecnici ministeriali. Per rispondere alla dottoressa Scalabrin, diciamo che ci vuole una premessa necessaria rispetto al contesto generale, non soltanto su infermieristica, ma su tutte le professioni sanitarie. Io penso che sia utile intanto cercare di capire il contesto numerico in cui noi stiamo operando. Noi siamo, dico noi perché io appartengo alla professione sanitaria, sono un tecnico di neurofisiopatologia come origine, sono uno dei 690.000 operatori sanitari abilitati in ambito nazionale. 690.000 che praticamente afferiscono a 22 professioni, a 4-5 classi di laurea o aree professionalizzanti e sono i profili diversi. Vengono formate queste professioni da diversi anni sia nelle scuole regionali ospedaliere prima del 1991, successivamente dal 91 al 96 con i diplomi universitari e dal 2001 al 2021 con le lauree triennali delle professioni sanitarie.
Qual è la professione con il maggior numero di operatori? Sicuramente infermieri. Qui siamo attorno al 66%. 66% sono 2/3 dell'insieme del totale. Quindi la presenza infermieristica è veramente molto, molto importante. Dopo gli infermieri, i più numerosi sono i fisioterapisti, quasi 67.000, e a seguire con 28.000 i tecnici di laboratorio e i tecnici di radiologia. Via via tutte le altre professioni. L'ultima professione in termini numerici, ovviamente, sono i tecnici audiometristi, che arrivano a malapena a 1.000 e sono pari allo 0,1%. Abbiamo quindi ben 22 tipologie di professionisti. Per tutte queste professioni, ogni anno il Ministero dell'Università mette a bando circa 25.000 posti. Quest'anno, per la prima volta, i posti sono aumentati del 14% in più, arrivando a 30.000 posti ripartiti su 447 corsi, di cui la metà, 222 per gli infermieri, rispetto a 734 sedi formative. I 30.451 posti messi a bando, rapportati al numero degli operatori, che sono 690.000, qui è una divisione matematica, sono il 4,4%. Qui si potrebbe quasi simulare che il 4,4% potrebbe essere una sorta di turnover di questi professionisti. Allora qui possiamo vedere che sicuramente rispetto al 4,4% medio delle 22 professioni, l'infermiere, che è quello che più ci interessa stasera, in buona sostanza è il 9%. Mi viene subito da dire è poco, perché è inferiore a 4,4, 3,9 li mettiamo in formazione, ma lo dico subito adesso, lo diremo più avanti meglio, noi abbiamo una perdita scolastica degli infermieri, ma di tutte le professioni, che è di circa il 25%. Quindi devo considerare che un quarto dei posti che metto a bando porto a casa poi praticamente 3/4, quindi a me ne manca una fetta. Per quanto riguarda in specifico gli infermieri, dobbiamo capire anche se abbiamo o no domanda di ammissione. Ai posti ci sono, ma vogliamo capire se gli studenti delle scuole medie superiori, una volta conseguiti il titolo di diploma di liceo, accettano, preferiscono accedere praticamente a queste professioni. Allora, qui vediamo come le domande in totale sono state quest'anno per tutte le professioni 77.000, cioè quasi 78.000, più o meno come lo scorso anno. C'è un incremento dello 0,9%, quindi però è basso lo 0,9%. Quindi la domanda è aumentata. È aumentata ancora di più l'offerta formativa, perché i posti sono aumentati del 15%. Avevamo 26.602 lo scorso anno, siamo arrivati a 30.451. Che succede per l'infermiere? Per l'infermiere c'è un aumento sia dei posti a bando dell'8,6%, questo è molto importante, che un aumento anche della domanda degli studenti, pari al 13% in più. Quindi passiamo da 24.500 domande del 2020 a 27.600 domande del 2021 attuale. Quindi la prima cosa che possiamo dire è che non è vero che mancano candidati per la prova di ammissione. Il rapporto è di 1,6, lo scorso anno era di 1,5. Dopodiché, queste sono domande in prima opzione, in generale c'è la possibilità per le seconde opzioni degli studenti comunque di accedere a corsi di laurea infermieristica. Quindi smontiamo il dubbio che manchino candidati per le prove di esame. Questo è un primo punto, diciamo, che va detto. Il rapporto domande su posti, che chiamo DP, che abbiamo visto è del 2,6 per quanto riguarda l'insieme di tutte le professioni, è variegato a seconda delle professioni. Ci sono alcune tipologie che sono molto appetite dagli studenti, e vediamo fisioterapista viaggia con 8 domande per un posto, era 11 lo scorso anno, è calato questo rapporto perché è aumentato a dismisura il numero dei posti messi a bando.
Poi abbiamo ostetrica e dietista e concentriamoci su infermiere. Infermiere è nella metà e vediamo come da 1,5 il rapporto è passato a 1,6. Quindi il primo segnale positivo: aumenta la richiesta degli studenti di accedere a questo corso di laurea. Questi sono i posti oggettivamente che noi vediamo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda è: come arriviamo a definire e determinare questi posti? Vedete, c'è un meccanismo molto preciso, molto complesso da seguire, che vede in campo le istituzioni. Noi abbiamo una normativa che vige dal 1992, il decreto legislativo 502, il quale in buona sostanza è quello che indica come determinare il numero totale dei posti per ogni professione e per ogni regione, non per l'università. Poi abbiamo di fianco una legge, la 264 del 99, la quale definisce la ripartizione dei posti determinati dal Ministero della Salute, la ripartizione per i singoli atenei in base al potenziale formativo, alla capacità formativa. Queste due leggi hanno uno sviluppo che vede il tavolo tecnico del Ministero della Salute, composto da regioni e ordini professionali, che stabilisce quanti ne servono. Un tavolo tecnico del Ministero dell'Università che stabilisce dove ripartire, dove assegnare questi posti, per regioni e per singola università. Fatto questo, arriva in genere a fine giugno un decreto del Ministero dell'Università, il quale determina sia il numero dei posti da mettere a banda che la ripartizione fra le varie università. Dobbiamo guardare con attenzione il decreto legislativo 502 perché parte tutto da qui. Questo è molto chiaro e devo anche dire purtroppo che non sempre è rispettato al 100%. Lo leggiamo: entro il 30 di aprile il Ministero determina il fabbisogno per il servizio sanitario. Come? Sentendo le parti interessate, quindi le regioni, i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i farmacisti e le professioni sanitarie. Sono le 4 tipologie: infermieristica, tecnica di riabilitazione della prevenzione. Dice che bisogna definire il numero dei posti e indica anche quali sono i riferimenti, gli obiettivi a livello di idea, in buona sostanza, i modelli organizzativi, e mai come quest'anno questo aspetto qua della riorganizzazione dei servizi è stato importante. Poi in maniera molto esplicita guarda anche dal punto di vista economico, ma qui forse il professor Gnonno sarà più prejudice di me, guarda l'offerta se corrisponde con la domanda e viceversa. E questo è un punto cruciale che purtroppo viene a volte disatteso. Il 502 indica che le regioni e le categorie, le professioni, il mondo del lavoro deve indicare quanto personale serve per il turnover e per lo sviluppo dell'attività assistenziale. La legge 264, venuta successivamente nel 99, ha un po' ingarbugliato la situazione, perché nel dare indicazioni all'università su come organizzare gli ordinamenti didattici e quindi la ripartizione dei posti in base alle aule e tutto il resto, cosa fa? In buona sostanza dice che la determinazione annuale spetta al Ministero dell'Università e non abbiamo dubbi. Previo, dico io, determinazione del Ministero della Salute con le regioni secondo il 502, cioè questa è una legge successiva al 502 del 92. Io su questa determinazione a volte ho qualche perplessità, perché dico, posto che il Ministero indica 100, a te Ministero dell'Università aspetto soltanto di decidere 100 come distribuirli e non fare 110 piuttosto che 90. Quindi io sono d'accordo sul punto B, ripartizione di posti, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dalle esigenze di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio, quindi vedere regione per regione come succede. Mentre ritornando al punto A, dice tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità, e questo tenendo anche conto mi crea qualche perplessità. Comunque,
andiamo avanti. Quello che noi sappiamo è che la regione, che è il committente che paga la formazione, ha diritto, dovere di indicare la propria determinazione. L'università deve ripartire i posti fra Padova e Verona, posti il totale regionale. La legge 2 agosto sempre mette in evidenza, questo è un punto molto importante, ha scritto questa legge, questa peculiarità, che dice sì, la valutazione dell'offerta potenziale va fatta come? Considerando anche il numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori. E qui porgo quasi, diciamo, in là al mio collega, a Luigi Paes de Morir, che sicuramente chiarirà le difficoltà che abbiamo negli servizi assistenziali per poter far accedere un numero congruo di studenti, perché o lo studente ha la possibilità di imparare nel tirocinio, altrimenti non possiamo bluffare. Io dico in maniera brutale, noi non fabbrichiamo né sedie né tavoli, che possiamo anche sbagliare. Noi assistiamo i pazienti e gli errori non possiamo permetterci. Quindi noi abbiamo l'esigenza che quando il ragazzo, lo studente, va in tirocinio deve trovare il massimo delle condizioni e troppa gente in tirocinio rischia di non imparare. Questo va detto in maniera molto chiara. Allora, poi c'è il famoso tavolo tecnico ministeriale. Io mi metto queste diapositive perché io non partecipo più a questo tavolo da un anno, ma fino al 2019, vedete, qui ci sono persone che ho menzionato già prima. Io ne faccio parte come conferenza dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, però io ho lavorato anche insieme al dottor Costa, alla dottoressa Girace, che in questa occasione, nel 2019, non rappresentavano la Regione Veneto, ma rappresentavano anche la Regione Veneto, rappresentavano la Commissione Salute di tutte le regioni. Quindi il Veneto ha 2 personaggi di spicco che hanno contribuito ai lavori del tavolo tecnico. E poi abbiamo i presidenti e i rappresentanti dei 3 ordini, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari e riabilitazione e prevenzione. La programmazione posti avviene con una tempistica molto precisa. Purtroppo quest'anno questa tempistica è andata a farsi benedire. Questa è una vecchia diapositiva che avrei dovuto cambiare. Questa sarebbe la situazione idilliaca. Noi parliamo delle cose fatte per bene. Gli errori di quest'anno li mettiamo a latere da parte. Allora, cosa succede? L'università in genere a settembre sa qual è la propria capacità formativa in base ai dati dell'anno precedente. Quindi già a settembre l'università, un corso di studi, stabilisce se aumentare o meno i posti da 100 a 120. A fine novembre il Ministero della Salute chiede alle regioni e alle categorie di determinare il numero dei posti per regione, nazionale per regione, non per l'università. Conclude questa procedura con varie riunioni fra marzo e aprile insieme alle regioni, questo perché secondo il 502 entro il 30 di aprile il Ministero della Salute dovrebbe stabilire il numero dei posti per regione. Passa questo numero dei posti per regione al Ministero dell'Università, il quale deve fare un decreto entro maggio, massimo giugno, per la ripartizione dei posti per l'università. Le università mettono a bando i posti entro fine giugno. Perché entro fine giugno? Perché la legge stabilisce al 264 che entro 60 giorni dall'esame di ammissione devono essere banditi i posti. Quindi se l'esame di ammissione avviene la prima settimana di settembre, 2 mesi prima io, ai primi di luglio, devo uscire con i bandi. Quindi è una cosa molto ristretta. In genere, quello devo dire, ma non come lamentela, come riferimento oggettivo, si perde un po' di tempo fra marzo e giugno. Non si capisce bene in quei 3 mesi che cosa succede, posto che in genere sia le regioni sia le categorie indicano al Ministero della Salute la determinazione dei posti per singola regione, per ogni professione. Che cosa è successo quest'anno? Allora io adesso mi concentro solo su infermieristica, altrimenti ci perdiamo. Allora, quest'anno è successo che, vedete qua, la categoria e le regioni hanno chiesto 23.500 posti. Qui va dato merito al Ministero della Salute che è riuscito a sensibilizzare le regioni
che sottostimavano il fabbisogno a mettersi alla pari con la FNOPI, la categoria degli infermieri. Quindi abbiamo 24.000 posti chiesti come fabbisogno. L'università a bando ne ha messi 17.394. Questo a bando è tutto il potenziale disponibile. Cosa vediamo qui subito? Che l'università mette a bando un numero di posti inferiore di oltre 6.000. Quindi c'è una carenza di posti del 26%. È vero anche che questi 17.000 sono aumentati del 9% rispetto ai 16.000 del 2020, però non mi bastano, c'è la carenza è 6.000. Quindi qui vediamo subito il primo gap che tocca quest'anno. Noi avremmo voluto 24.000 posti, ne hanno dati 17.400. Torniamo a vedere adesso l'insieme delle professioni, ma andremo molto veloci. Questo è un po', la dottoressa Scalabrini mi aveva chiesto proprio un excursus storico dell'andamento dei posti. Io qui parlo dei 22 profili, ma poi mi concentrerò in particolare sull'infermieristica. Qui vedete come nel 2001 categorie e regioni hanno avuto dei momenti di discrepanza fra di loro. Qui vedete la differenza. A volte corrisponde 17.000 con l'università. A volte però fra la categoria e la regione ci sono differenze notevoli. Nel 2001 23.000 la categoria, 17.000 solamente la regione. In generale possiamo vedere che rispetto a la media di 21 anni, sulla richiesta di 31.800 delle categorie, le regioni sottostimano mettendo 28.000 e l'università sottostima ulteriormente mettendo 25.000. Quindi già questo è un primo. Lo vediamo meglio qua. Vediamo come nel corso degli anni, dal 2001, la linea rossa l'università, la blu le regioni, la nera la categoria, il turnover in verde. Il turnover è al 4% su 690.000, è un calcolo empirico che io metto fisso nel corso degli anni come punto di riferimento. Qui vediamo come quest'anno c'è una divaricazione enorme fra i 36.000 chiesti di fabbisogno per le regioni rispetto all'università che risponde con 30.000, che è pur vero che è superiore ai 28.000 del turnover. Però mai dal 2001 al 2021 l'università è stata in grado di rispondere al fabbisogno di regioni e categorie. E qui c'è già una prima risposta al quesito perché manca l'infermiere. Io non andrei a vedere le altre professioni, passerei subito all'infermieristica, che è importante, e farei vedere il grafico, che è molto esemplificativo. Allora, qui cosa abbiamo? In buona sostanza che l'università ha un numero di posti inferiore sia alle regioni, sia alla categoria e sia al turnover. Questo è un dato oggettivo. A me servono 18.000 infermieri l'anno, l'università risponde quest'anno con 17.000, ma in realtà negli anni precedenti ha sempre dato un numero di posti inferiore a quello che noi chiedevamo. Qui possiamo vedere i valori assoluti. In media la categoria, la FNOPI, chiede 19.000 posti all'anno, il turnover sarebbe 18.000, giustamente la FNOPI mette 19.000 perché deve considerare che il turnover è 18.000, ma poi c'è la perdita scolastica del 25%, quindi è corretta l'indicazione di 19.000 della FNOPI. La regione sottostima, e questo stupisce un po', 17.000, l'università ancora meno, va a 14.000. I laureati, lo vediamo qua, sono il 75%, quindi io rispetto a 14.600 posti messi a bando, porto a casa alla fine dei 3 anni come laureati 11.000 infermieri. 11.000 infermieri, capite bene già qui che sono quasi la metà rispetto ai 18.000 del turnover. Se voi moltiplicate questo anno per anno, soltanto negli ultimi 6 anni, ecco i 60.000 che giustamente la FNOPI lamenta. Sono figli di sottovalutazioni fatte
negli anni scorsi. Io apprezzo molto quello che è successo quest'anno, perché l'aumento c'è stato, è come se c'è stato, però non siamo ai 24.000 che chiede la FNOPI, che chiedono le regioni. Dico anche che è abitudine del Ministero dell'Università, io condivido, che non si debbano fare variazioni in crescita o in calo dei posti in maniera avventata. Posto un 50% di riduzione, non puoi farlo da un anno all'altro. Te lo poni come obiettivo nel corso degli anni. Quindi se noi vogliamo arrivare a 19-20.000 infermieri all'anno formati, dovremmo aumentare, come è successo quest'anno, del 10% praticamente il numero dei posti anno per anno. Quindi passare da 16.000, 17.000 2021, 18.000 2022, 19.000 2023, 20.000 2024. Vuol dire una crescita anno per anno del 10% è fisiologica, è consentito. Fare l'amblè, passaggio da 18.000 a 23.000 è impossibile per il problema dei tirocini. L'altro punto, abbiamo detto prima, ma questi benedetti posti che noi mettiamo a bando, poi troviamo adesione da parte degli studenti? Certo che la troviamo. Qui vedete come abbiamo 27.000 domande quest'anno su 17.000 posti. Abbiamo il 60% di copertura, anzi no, abbiamo un surplus di 60%. Quindi avercene di posti a bando, noi abbiamo le domande presentate. Addirittura, se vedete nel 2010, avevamo 45.000 domande presentate, c'era un grosso appeal, rispetto a circa 25.000 posti chiesti dalla regione e rispetto ai 17.000 messi a bando dall'università. Quindi qui la cosa era veramente molto importante. Qui vediamo un grafico molto sintetico della situazione in 21 anni. Abbiamo il turnover, questo ogni anno è 18.000, la richiesta della categoria, la FNOPI, è per 19.506, le regioni chiedono meno, 17.216, dico anche inferiore al turnover. L'università risponde con 14.600, di questo 14.600 il 75% consegue il titolo di studio di laurea e ne abbiamo 11.000. Rispetto ai 14.000 posti a bando, noi abbiamo 28.000 domande, quindi non mi si venga a dire che mancano diciamo adesioni. Poi ovviamente questo è un dato nazionale, possiamo avere poi maggiore appeal nell'Università del Sud piuttosto che del Nord, però l'Italia è una e quindi c'è la mobilità interregionale alla grande, quindi non stiamo lì a sofisticare. È frequente che i ragazzi di Foggia, provincia da cui io provengo, piuttosto che studiare a Foggia, a Bari oppure a Chieti, preferiscono d'amblè partire per il nord, in modo che poi lavoreranno al nord e si inseriscono già immediatamente. Ne abbiamo visti tanti di ragazzi, quindi fanno parte del totale. Poi vediamo che a nord c'è meno domanda di ammissione rispetto a sud, ma ripeto, sta nella fisiologia delle cose. Qui faccio vedere un'altra professione, la seconda professione in termini numerici. Premetto però che qui voglio evidenziare come l'università ha meno posti del turnover e del fabbisogno. In questo caso è l'opposto. L'università ha più posti del turnover della categoria e delle regioni. È vero che ha 27.000 domande, però a me quello che interessa è che 2217 mi permette di dire qui c'è un esubero. L'esubero lo diciamo subito qual è. Quest'anno avevamo indicato, che avevamo come Ministero della Salute, regione e categorie per i fisioterapisti, 2.100 posti, ne sono andati a bando 2.600. Mi permette di dire, in maniera molto schietta, quei 500 posti in più, cosa ti costava portarli su infermieristica, posti che mancano. Non è che ci vuole granché. Abbiamo fatto un po' i conti della serva, abbiamo visto come a fronte di una mancanza di 6.000 posti per infermieri, abbiamo per altre professioni
un esubero di 1500. Quindi bastava diversificare, si dice, l'offerta formativa di ogni università fra le varie professioni, quindi aumentare i posti laddove sono richiesti, ridurli dove invece c'è un fabbisogno inferiore. E andiamo adesso sulla domanda iniziale della dottoressa Scalabrini, cioè il Veneto come è messo? E adesso finalmente parliamo del Veneto. Allora, il Veneto, prima di parlarne, merita che io citi un indicatore che ormai tutti conoscono. La sigla, l'acronimo, me lo sono battezzato io perché non l'avevo mai scritto, però noi siamo abituati a sentire in televisione, al telegiornale, numero di pazienti ricoverati per 100.000 abitanti per il Covid. Ormai questo per 100.000 abitanti ha preso piede. Questo fattore per 100.000 abitanti in realtà il Ministero della Salute lo usa già diversi anni, quindi è un criterio ben rodato. Io ho adottato, prima era il PMP per la popolazione, anch'io mi sono calato sul PCA, perché permette di valutare bene la comparazione fra una regione e l'altra. Allora, vediamo subito che succede. La popolazione del Veneto è 4.800.000 abitanti, gli iscritti all'ordine, parliamo degli infermieri, sono 37.000, la popolazione abitanti all'8,2%, gli iscritti all'8,2%. Che devo dire? Mancano? No. Qui mi dice che è l'8%. Ovviamente su 453.000 infermieri attuali. Ma se a questi aggiungiamo i 60.000 che mancano e diventano 510.000, vedrete che l'8,2% cala a 6%. Però nella posizione data odierna, io non posso dire che il Veneto ha meno personale rispetto, diciamo, alla situazione di carattere nazionale, perché 8,2 è 8,2. Il PCA, che è nazionale, è 765, per il Veneto è 763. C'è qualcuno che sta meglio? Sicuramente. Il Molise, un PCA di 1081, però, signori, attenzione, sono 3.200 i posti rispetto a 37.000. Cioè, quando facciamo le percentuali con i numeri piccoli, bassi, rischiamo di andare fuori scala. Noi dobbiamo considerare il Veneto come comparazione con le regioni simili, quindi Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana. Quindi possiamo vedere che 763 è praticamente più alto dei 645 della Lombardia, quindi qui è la Lombardia che è in sofferenza. Rispetto al Lazio 863, ma il Lazio, qui lo vediamo, è la regione che più offre in termini di formazione di posti da mettere a bando. Possiamo vederla ancora meglio qui, la situazione sempre del Veneto. E qui introduco un altro concetto, anzi, che è il calcolo sugli abitanti. Cioè, se io ho 23.498 posti oggi, stabiliti a livello nazionale, e li volessi distribuire in maniera equa fra le varie regioni in base all'indicatore demografico della popolazione abitanti, io dovrei avere non 1.519 posti, ma dovrei averne 1.924. Il Lazio dovrebbe avere 2.269 e invece ne produce 3.400. Bene, perché l'esubero del Lazio esubero non è in quanto copre le carenze di altri. Io qui vedo la regione Veneto con 1.519, ma guardate che il Lazio copre anche la Lombardia. La Lombardia 2018 è veramente basso. Il PCA, vedete, 20 rispetto a 29. Il Veneto è 31, quindi 1.519 rispetto a 29 addirittura è più alto. Il Lazio ha 59 di PCA, quindi forma più di quello che gli serve. Però siamo in Italia, per cui il Lazio forma per le carenze di altre regioni. E quindi nel contesto nazionale la cosa può andare bene. Il Veneto chiede 4.000 posti rispetto a 2.000 di calcolo. Mi sembra veramente enorme questo numero, anche rapportato alla regione Lombardia, che avendo 10 milioni di abitanti ne chiede 3.300. Facendo il paragone, 10 milioni di abitanti, 3.300, 4.800.000, dovrebbe essere metà, dovrebbe essere 2.000 e non 4.000. Però
qui ci sono delle motivazioni che il mio collega Pais De More sicuramente spiegherà, per cui qui si vuole recuperare il gap degli anni precedenti, questo è il significato, cioè 4.000 perché 2.000 mi spettano, che sono questi, ma io non dimentico di aver perso dei posti nel passato, ergo ti chiedo di ritornare a galla, perché altrimenti questo 4.000 non si giustificherebbe rispetto ai 3.300 della regione Lombardia. Ecco, l'ho già spiegato, lo vediamo meglio qua, quindi 1924 sarebbe il numero ideale a regime, ma in realtà dovrebbe essere ancora di più, e quando io vado a fare poi tutti i calcoli, vedete che la differenza si nota in maniera enorme fra le varie regioni. Solo verso la fine. Allora, che cosa è successo dallo scorso anno ad oggi? È successo che a un certo punto c'è stata una richiesta di aumento dei posti da parte delle regioni, della categoria, quindi della FNOPI, a cui ha corrisposto solo in parte un aumento dei posti da parte dell'università. L'università lo scorso anno aveva 16.000 posti nazionali, quest'anno siamo arrivati a 17.394 e il Veneto è passato da 1.200 a 1.519. Dico subito che è il numero di 1.200, se lo rapportiamo ai 1.300 del 77 dell'Emilia Romagna, non quadra, è troppo basso. Quindi il Veneto partiva già svantaggiato da prima, 1.200 era più basso dell'Emilia Romagna. Però direbbe qualcuno, sì è vero, però è più alto della regione Piemonte, che è una regione quasi equivalente per tanti aspetti. E addirittura, se vogliamo vedere, è superiore anche in percentuale alla Lombardia, che risponde con appena 1.800, quando il Lazio va a essere 1.400. Comunque sia, prendiamoci questo aspetto positivo. Le università della regione Veneto hanno aumentato da 1.200 a 1.519 e gli va dato merito di questo. L'aumento è del 26,6%, quasi 27%. E guardate che nel panorama nazionale questo aumento del 27% è il primo in valori assoluti, 319, e anche in valori percentuali. Cioè il Veneto ha dato un segnale molto forte all'Università del Veneto di incremento. Certo, rimane il gap che mancano 2.500 posti dell'università se li rapportiamo alla richiesta della regione e della categoria che invece opta per oltre 4.000. Quindi che cosa possiamo, diciamo, mettere come conclusione? Primo, che va preso atto che l'Università della Regione Veneto, e devo dire anche una sede formativa che è presente nel Veneto, Agria, provincia di Padova, che però è sotto l'Università di Ferrara. Comunque è una sede formativa locale del Veneto e quindi va scritta alla Regione Veneto. Quindi diciamo che rispetto a un aumento dell'8,6% nazionale, la Regione Veneto ha risposto con il 26%. Tuttavia, abbiamo detto prima, noi auspichiamo che anziché 1.519 si vada a questo 1.924. Ce ne servono 400. Li vogliamo subito, immediatamente, domani mattina? Penso che sia quasi impossibile. Faccio i ragionamenti di prima. Se noi procediamo con un obiettivo stabilito di 2.000 posti da raggiungere in 3-4 anni, io credo che se noi dovessimo chiedere, e qui penso che la Regione Veneto, ma anche la Federazione hanno, diciamo, tutte le peculiarità per poterlo fare bene, alle università di Padova e Verona, di fare un ulteriore sforzo di aumentare del 10% l'anno prossimo, e quindi anziché 1.500 più 150 da 1.600, un ulteriore 10% fra 2 anni, insomma, tale da arrivare ai circa 2.000. Attenzione, 2.000 sono lordi, perché poi da 2.000 devo considerare il 25% che mi perdo per i motivi che abbiamo detto. La perdita c'è al primo anno, nel passaggio dal primo al secondo anno di corso, quando per una serie di procedure amministrative molti studenti
scoprono che fanno infermieristica, che però non gli piace, oppure non era quello che volevano, è stato l'impiego rispetto a fisioterapia, l'anno successivo praticamente cambiano, si spostano. Io avrei concluso e spero di essere stato chiaro e di aver risposto al quesito che mi era stato posto. Mi scuso per la lunghezza dell'intervento. A voi. Professor Mastrillo, grazie. Lei veramente ci ha aiutato a comprendere meglio il metodo che viene utilizzato per la definizione dell'offerta formativa per le figure sanitarie. Abbiamo parlato proprio degli infermieri, che è la maggiore, soprattutto degli infermieri, che è la maggiore vera criticità che sta fortemente minando e compromettendo l'efficienza organizzativa e la capacità di restare, passatemi il termine, mai così, sul mercato delle strutture sociosanitarie e sociali, che sono le prime a scontare in modo significativo le conseguenze di questa situazione. Abbiamo capito bene come si basa, come viene definita la domanda, il fabbisogno di professioni sanitarie per anno, e che fa riferimento a quella programmazione definita nel decreto legislativo del 92. Abbiamo capito anche però che ci sono dei disallineamenti che sono storici e che sono quelli che hanno portato a questa situazione e che ci fanno domandare: ma perché? Per quale motivo? Certo, qui dovrebbe essere la politica a darci una risposta, sempre che la politica una risposta ce l'abbia, e non ne siamo proprio sicuri. Perché effettivamente oggi trovarsi a rincorrere quel gap fortissimo che ci mette nella condizione di avere anni davanti in cui continuerà ad esserci una carenza. Ecco, io le faccio una domanda. Sui tavoli nazionali si sta parlando anche di questo, cioè si sta parlando di andare a ridefinire la metodologia per la determinazione del fabbisogno e di introdurre, questa è una prima domanda, e un'altra domanda: ma si sta considerando come si potrà fare per ridurre questo gap di fabbisogno il più in fretta possibile? Beh, devo dire che sicuramente l'attenzione sulla definizione del fabbisogno in maniera appropriata e coerente va riconosciuta al Ministero della Salute. Guardate che il Ministero della Salute è, a volte dico, quasi ossessivo nel pretendere dalle regioni e dalle categorie di applicare una metodologia europea che è molto precisa, molto puntigliosa, quindi non si può dire che il Ministero della Salute non sta sul pezzo, anzi il contrario, è molto, ma molto attento il Ministero. Lo stesso Ministero però ha dovuto tener conto di quello che è successo negli anni scorsi, parlo di 10 anni fa. Noi siamo figli della modifica del sistema pensionistico. Prima Fornero, poi Salvini. Prima riduzione, poi aumento. E programmare con i pensionamenti che modificano la normativa anno per anno non è facile, perché le proiezioni che fa il Ministero della Salute valgono per i 3-5 anni successivi, non per diciamo, l'anno che segue. Quindi io devo dire che l'attenzione è stata massima del Ministero della Salute insieme alle regioni. Poi avevamo, se ricordate, nel 2010 in poi, ogni direttore generale che entrava doveva far guardare il conto con almeno 10% di bilancio. Eccolo qua. Tutti hanno detto che è andata male. Perché è andata male oggi? Perché a forza di chiudere i punti nascita, i servizi territoriali, gli ospedali piccoli, il risultato ce ne siamo accorti adesso. Adesso paghiamo dazio. Paga il cittadino, non chi ha fatto le scelte politiche. Quindi quelle curve che ho fatto vedere in discesa dei fabbisogni, ma anche dell'offerta formativa all'università, rispondevano a quelle che erano le esigenze dei direttori generali e quindi delle regioni di ridurre, perché altrimenti alla regione non ha motivo di ridurre. Oggi ci si pente se uno chiude l'ospedale di San Marco in Lamis, parlo della mia zona del Gargano.
scopre che invece quello serve, ma lo scopre oggi, non poteva scoprirlo prima. Quindi la frenesia di far quadrare i bilanci ha portato a questa situazione. Che cosa si può fare adesso per il futuro? Allora, intanto il Ministro della Salute continuerà sicuramente con questa sua, diciamo, condotta di estrema attenzione sulle procedure. Dobbiamo auspicare che altrettanto possa fare l'università, nel senso che la conferenza dei rettori dovrebbe far partire un messaggio di questo tipo. Posto che voglio avere 1000 studenti nelle professioni sanitarie, anziché avere 80 infermieri e 20 fisioterapisti, farò 90 fisioterapisti e 90 infermieri e 10 fisioterapisti, cioè rimodulare l'offerta formativa a parità di numero di studenti di immatricolazioni per coprire dove c'è carenza infermiere e togliere dove c'è esubero, in questo caso specifico fisioterapia. Non è che ci vuole molto. Io spero che questo ragionamento di rimodulazione, che devo dire è già stato condiviso dalla conferenza dei rettori nell'osservatorio delle professioni sanitarie, di cui faccio parte anche quest'anno insieme alla professoressa Sajani, come conferenza, diciamo che questo osservatorio potrebbe essere un punto cruciale per aprire un dialogo forte con l'università, che non si diverte a fare questi errori, lo dico subito chiaramente. Nell'università, per poter cambiare un'offerta formativa ci sono percorsi molto molto complicati, non è semplice. Quindi bisogna piano piano sensibilizzare gli atenei a dire: rincorrete dove c'è maggiore domanda e date un'offerta adeguata, e il contrario riducete. Quindi io sono fiducioso. Diciamo che la scoppola che abbiamo avuto col Covid porta come vantaggio che adesso qualcuno che pensava a cose diverse si è reso conto che hanno sbagliato. E noi della sanità non abbiamo nulla da rimproverarci, lo dico all'operatore sanitario, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale medico delle professioni sanitarie per la grandissima professionalità e abnegazione che ha dedicato in questo periodo, e in maniera commossa ricordo quelli che ci hanno anche lasciato. Vi ringrazio.